serie anche di altre iniziative, però la più importante sarà l'anno prossimo a Doppiacento il 22 e il 23 giugno 2024 a Santa Maria di Sibiola Serdiana ci sarà la seconda edizione del Festival Hippie Music Day. Parteciperanno naturalmente anche Sant'Anna Tribe. Ci saranno veramente tante cose nuove, tante novità, tante belle cose. Molti gruppi musicali anche dall'estero verranno, dalla Germania, dall'Australia, anche dagli Stati Uniti, quindi più naturalmente anche i gruppi locali bravi. Quindi vi aspettiamo. Lo spirito con il quale abbiamo organizzato questa serata di oggi, ma anche l'Hippie Music Day quest'anno, qualcuno di voi c'era? Qualcuno così. Allora, per l'Hippie Music Day ci siamo detti, come facciamo a restituire il sorriso alle persone dopo il Covid, dopo la chiusura, no? A casa nostra facevamo delle piccole cose con 100 persone e quindi abbiamo detto no, di più, puntiamo a 3.000 persone e in effetti è stata una manifestazione che chi è venuto se lo ricorda, no? È stata veramente la festa del sorriso e della felicità. Quindi l'anno prossimo replichiamo in un modo molto più grande il doppio, con delle cose nuove anche, quindi ci sarà anche musica tribale, non solo musica italiana 60-70 anche italiana, ma campane tibetane, tanta roba, mostre d'arte, di land art, saranno 2 giorni intensi. Quindi da gennaio vedrete questa pubblicità dentro Cagliari con dei cartelloni mega grafici e vi invitiamo ad acquistare il biglietto perché sarà a numero chiuso per questioni di sicurezza. Prevediamo 10.000 persone l'anno prossimo, 22, 23 e dopo il solstizio, quindi le giornate più lunghe dell'anno, il 21 è il solstizio San Luigi, mio papà si chiamava San Luigi, cioè Luigi, e quindi abbiamo scelto queste 2 giornate meravigliose perché ci sarà tanto sole. Quindi vi aspettiamo, ma probabilmente ci vediamo molto prima, insomma, perché qualche seratina tipo questa la replicheremo con altri gruppi. Poi naturalmente da gennaio i primi 1.000 biglietti avranno, cioè si avrà la possibilità di pagare praticamente il costo di una giornata e partecipare a tutte e 2, cioè praticamente col biglietto di una giornata i primi 1.000 biglietti costeranno al prezzo di una giornata anziché di 2. Quindi questo servirà a noi anche perché comunque dovremo sostenere molte spese per questo festival. Ringraziamo tutti quanti, ringraziamo la band, i musicisti, i locali, voi che ci avete sostenuto.